Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato un decreto per dichiarare il complesso degli stabilimenti di Priolo e Melilli, proprietà della società ISAB, di interesse strategico nazionale. La decisione è stata presa su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il decreto è stato inviato alle autorità competenti e diventerà operativo dopo l'approvazione della Corte dei Conti. Arrivano le prime reazioni dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulle autonomie differenziate. In Sicilia ha preso posizione al riguardo la Nuova Democrazia Cristiana, che ha commentato tramite una nota il provvedimento. L'autonomia differenziata, si legge, non aiuterà affatto lo sviluppo del Paese, ma perpetuerà la differenza tra le regioni, lasciando ancora più indietro il Mezzogiorno d'Italia, nonostante le rassicurazioni dei politici del Nord. La famiglia dell'agricoltore Sebastiano Morana, morto nel presidio territoriale di emergenza di Pachino nel Siracusano, che non disponeva di medici, ha presentato una denuncia che ha portato all'apertura di un'indagine da parte della Procura di Siracusa. L'autopsia sul corpo del 38enne verrà eseguita lunedì per determinare eventuali responsabilità. Questo tragico evento ha evidenziato la precarietà del sistema sanitario nella zona sud di Siracusa. Da tempo infatti il PTE di Pachino è privo di medici e il sindaco del comune siracusano aveva incontrato i vertici dell'ASP per cercare una soluzione nelle ore immediatamente precedenti alla tragedia. E chiudiamo con il meteo. Continuerà a splendere il sole anche nelle prossime ore in Sicilia. Domani il cielo sarà sereno su gran parte dell'isola. Sul litorale tirrenico ci saranno nubi alternate a schiarite per tutto il giorno, mentre sulla costa ionica, sul litorale meridionale, nelle zone interne, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno sui valori dei giorni precedenti, con il termometro che andrà sotto zero nelle province di Enna, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.